Ravenna Hellas Verona terminata sul punteggio di 0-3, siamo con Tengattini, un commento alla partita di oggi persa da Ravenna. È stata una partita difficile che comunque avevamo preparato, sapevamo che l'avversario era un avversario forte, un avversario importante e abbiamo fatto del nostro, siamo stati bravi nel secondo tempo a tenere il risultato e comunque a provare ad andare in avanti. Oggi per te è stato il tuo esordio da titolare, che emozione è stata? È stata una bella emozione tornare in campo dal primo minuto dopo tanto tempo, ringrazio il mister e i compagni per la fiducia e speriamo in un continuo sempre migliore. Bene, grazie mille, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Siamo in compagnia di mister Federico Gozzi al termine di Ravenna Hellas Verona, terminato sul punteggio di 0-3 per le giallo-blu. Mister, oggi parità difficile contro un avversario che ha conquistato la quinta posizione in classifica. Un parere su questa partita? Una gara molto difficile per noi, quasi proibitiva per il valore dell'avversario, un po' anche di responsabilità mie perché ho fatto delle richieste alle ragazze che non erano ancora pronte a fare. Ci siamo sistemati poi dopo il 3-0, qualcosina di meglio abbiamo fatto, però è tutta esperienza e ci servirà per le prossime partite. Però comunque, nonostante la sconfitta pesante, l'atteggiamento che non è venuto mai a mancare da parte delle sue ragazze, che fino all'ultimo hanno provato quantomeno a trovare la via del gol, a lottare in mezzo al campo, quindi sicuramente l'atteggiamento da salvare. Quello sì, l'atteggiamento è stato buono perché comunque il Verona è più forte di noi, però noi ci abbiamo provato con l'umiltà, stando anche sotto 3-0, soffrendo, però abbiamo provato a giocare e questo fa parte una delle cose positive di oggi, che siamo riusciti a dare del minutaggio anche delle ragazze che fino adesso hanno giocato poco. Deve essere l'esperienza per il proseguo del campionato, per affrontare le partite più alla nostra portata, con più sicurezza e con più convinzione dei nostri mezzi, e continuare a lavorare in settimana come stiamo facendo. Bene mister, grazie mille, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie, Crepi. Siamo in compagnia di Matteo Pachera, allenatore dell'Hellas Verona. Oggi la vittoria per 3-0 sul campo del Ravenna, che alla vigilia poteva sembrare una partita facile, ma poi sul campo bisogna vincerle queste partite e oggi è stato fatto. Partita facile? Assolutamente no, anche perché loro dal cambio d'allenatore si sono messe meglio in campo, hanno delle buone qualità, quindi lo sapevamo e non era da prendere così in maniera superficiale. Diciamo che è stata interpretata bene, anche visto il campo, vista la pioggia, visto il brutto tempo, è stata interpretata bene, le ragazze sono state brave, hanno fatto gol nel primo tempo e quindi merito a loro di quello che hanno fatto. Il campo, come hai detto anche tu, era molto complicato, molto pesante. C'è qualcosa comunque che in generale va corretto, va fatto meglio, o comunque in generale sei soddisfatto della prestazione delle tue ragazze? In generale sono soddisfatto perché, ripeto, l'abbiamo interpretata molto bene, come andava interpretata, magari giocando un pochino meno a calcio di quello che siamo abituati, soprattutto nel primo tempo perché era quasi impossibile, nel secondo tempo un po' meglio, va sempre corretto qualcosa, sì. E troppe volte siamo andati in fuorigioco con i tempi sbagliati di attacco alla profondità e quindi c'è sempre materiale per lavorare. Ora testa alla prossima, che c'è il Parma. Assolutamente sì, già da domani si pensa al Parma. Bene mister, grazie mille, in bocca al lupo. Crepi. Siamo con Alessia Rognoni, attaccante dell'Hellas Verona. Oggi vittoria sul campo del Ravenna per 0-3, tante cose buone, è mancato solo il gol, grida vendetta, quel pallonetto nel secondo tempo. Non sono riuscita a segnare, è vero, però l'importante era ritrovare la vittoria e comunque hanno segnato le mie compagne, quindi va bene, ho fatto 2 assist, sono contenta lo stesso e l'importante era vincere, insomma, portare a casa questi 3 punti, quindi bene così. C'era tanta voglia di segnare, anche tanti fuorigioco nel secondo tempo, questa ossessione di andare tutti all'attacco, però come hai detto tu l'importante era ritrovare i 3 punti dopo i 2 pareggi e adesso c'è una sfida importante col Parma, lì per trovare magari un gol pesante. Spero di trovarlo lì, però comunque l'importante è continuare il nostro percorso, cercare di fare bene ogni domenica e portare a casa più punti possibili e quindi sono certa che faremo del nostro meglio. Insomma, oggi era una partita difficile, il campo era molto pesante
e siamo state brave a non mollare, a lottare, a crederci e fa niente, ripeto, se non sono riuscita a segnare, segnerò la prossima volta. Bene Alessia, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie Creti.